Daydreamer anticipazioni dal 6 al 10 luglio. Sanem va da Jeanne per dichiarare il suo amore e trova Pauline. Di settimana in settimana Sanem, una ragazza simpatica e un po' imbranata, e l'affascinante fotografo Jeanne, nonché suo datore di lavoro, all'inizio della loro storia d'amore si avvicineranno sempre di più. In questa settimana Sanem si sentirà a disagio e sarà molto pensierosa per via della situazione difficile che sta affrontando Jeanne e per essersi resa conto che la causa di tutto è proprio la sua collaborazione con Emre, che vuole distruggere a tutti i costi l'azienda di famiglia. Ma soprattutto ciò che preoccupa la ragazza è che Jeanne sia all'oscuro di tutto. Sanem, intenzionata a rivelare tutta la verità a Jeanne, troverà un ostacolo, Pauline, la fidanzata, che impedirà alla ragazza di rivelare i suoi sentimenti e il suo accordo con Emre. Assalita dai sensi di colpa, Sanem minaccerà Emre di lasciare il suo posto di lavoro e di raccontare tutta la verità a Jeanne. Intanto Jeanne sarà impegnatissimo nella nuova campagna pubblicitaria con un'azienda di prodotti organici e scoprirà che la base per il nuovo progetto promozionale è stata inventata, sviluppata ed elaborata da un'idea di Sanem e nonostante sia contrariato deciderà di inserirla e coinvolgerla nel gruppo di lavoro. Ma le sorprese per Sanem non sono finite. Proprio quando si sarà decisa a confessare a Jeanne il suo amore e di essere stata usata da Emre, precipitandosi a casa del suo datore di lavoro, troverà Pauline e trovandosi faccia a faccia con la fidanzata di Jeanne non riuscirà a raccontare nulla. Nel frattempo ci saranno delle novità anche a casa Edin. Il padre di Sanem e Leila, stanco e annoiato di fare il casalingo, insieme a Muzaffer decideranno di intraprendere una nuova attività e cercheranno di avere anche la collaborazione di Osman, il fratello di Ayaan, nonché amica fidata di Sanem. Adesso non ci resta che guardare gli episodi. Io intanto vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!